Anche l'edizione Veneta 2008 di Cantine Aperte, complice il bel tempo, si è rivelata un successo. La manifestazione enologica, organizzata dal Movimento Turismo del Vino, si è svolta nei giorni 24 e 25 maggio con l'obiettivo di comunicare un'approfondita conoscenza del vino, volta a promuovere il consumo moderato, ma anche la trasparenza delle produzioni e la tracciabilità, come ha evidenziato Daniele Stival, presidente della Sesta Commissione del Consiglio regionale del Veneto. È uno degli aspetti importanti che stiamo chiedendo come Veneto, come regione, quello di inseguire sempre più la qualità, perché noi non possiamo competere con la quantità e quindi il prodotto deve essere buono, ma anche adesso la nuova sfida sarà quella della tracciabilità, perché con i problemi che ci sono stati in giro per l'Italia e per il mondo, il prodotto oltre che essere dichiarato buono, bisogna che sia anche certificato in qualche modo e non basta un timbro o un pezzo di carta, e quindi bisogna seguire i nuovi strumenti informatici per far sì che ci sia una tracciabilità corretta del prodotto affinché abbiamo la certezza che il prodotto sia di qualità. Le giornate di festa dedicate al vino hanno confermato una tendenza già emersa negli anni precedenti: flusso enoturistico in aumento, grande interesse per il vino da un punto di vista culturale e apprezzamento per l'accoglienza offerta dalle cantine. I produttori veneti si sono dichiarati estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti dall'iniziativa. Oggi con Cantine Aperte è un giorno molto importante. Con questa giornata riusciamo a assaggiare i vini dell'ultima annata. Sicuramente Cantine Aperte è un gran successo come tutti gli anni, abbiamo notato un riscontro ottimo e sicuramente crescente nell'arco degli anni, perché le visite sono sempre aumentate. Quel che riguarda la nostra cantina, noi siamo dei vitivinificatori, abbiamo 50 di ettari di vigneto, cerchiamo di migliorare sempre di più la qualità perché è una cosa importante. Cantine Aperte 2008 il tempo ci ha aiutato, è stata una giornata grandiosa. Anche quest'anno sono passati molti visitatori, molti enoturisti, enonauti appassionati del vino, del buon abbinamento vino, cultura, ambiente, arte. Noi siamo molto convinti di proporre degli ottimi vini. Perché? Perché da pochi anni ci siamo proposti nel mercato del vino e abbiamo visto che i clienti e gli ospiti che ci visitano e che assaggiano i nostri prodotti ci confermano la loro fiducia, ritornando a trovarci con molto piacere. È una giornata importante per il mio comune, che basa la propria economia fondamentalmente sulla produzione di vino. La giornata sarà intensa perché tante sono le cantine che oggi si aprono al pubblico. Mi fa piacere partire da questa cantina, da questa azienda di Savian, che è un'azienda all'avanguardia, attenta all'innovazione. Lo dimostra il fatto che oggi, come prima azienda del territorio, abbiamo inaugurato un impianto fotovoltaico, un'azienda che è presente sul mercato internazionale, e questo dà lustro e onore al comune e al paese. Credo che questa iniziativa, che ormai si porta avanti da diversi anni, sia un messaggio forte che il territorio vuole dare a tutti i suoi cittadini, a tutti i turisti che praticano queste zone soprattutto durante il periodo estivo. Un messaggio importante, una produzione, quella del vino, quella della viticoltura, che esalta le caratteristiche di questo territorio e quindi la bontà della sua produzione. È con piacere che partecipo a questa giornata di Cantine Aperte di questo 25 maggio. È un'occasione che ho come primo cittadino di Concordia di poter visitare le realtà enologiche del nostro territorio, realtà importanti che si sono radicate nel tempo in questa zona del Veneto orientale. Cantine Aperte non è stato solo un modo per entrare in cantina, ma anche un'occasione per conoscere tutto il mondo che ruota intorno al vino, comprese le sue potenzialità turistiche, come ha osservato il presidente della Mostra Nazionale Vini, Luciano Moretto. Siamo alla 29esima edizione di questa iniziativa, che è nata quindi molto lontano, che è nata a Pramaggiore, in questo territorio viticolo particolarmente evocato, a brevissima distanza dal grande serbatoio turistico delle spiagge dell'Alto Adriatico.
L'Enoteca raccoglie i vini del Veneto, ha un programma di promozione degli stessi sia nelle spiagge, negli hotel, nelle strutture ricettive turistiche, sia dalle spiagge all'entroterra e quindi all'Enoteca stessa. Ci sono momenti di degustazione, ci sono momenti di presentazione dei prodotti e c'è ovviamente anche i pianti illustrativi, ma l'invito soprattutto a bere e a mangiare Veneto. Il sindaco di Pramaggiore, Igor Visentin, ha ricordato la posizione strategica di Pramaggiore e l'importanza dell'evento Cantine Aperte come momento di promozione del vino veneto all'estero. Pramaggiore con la sua enoteca regionale è l'ultimo baluardo, se possiamo usare termini forse un po' vetusti, verso il Friuli e verso l'est. È sicuramente la manifestazione che nel Veneto orientale, ma più in generale nel Triveneto, è più verso i confini nazionali, e questo ci permette, secondo me, di andare al di là di quello che è il confine veneto e friulano per poter arrivare in Slovenia, per poter arrivare in Croazia, laddove oggi devo dire che le produzioni del vino stanno correndo e stanno facendo notevole concorrenza. L'evento enologico ha offerto anche degustazioni gastronomiche, iniziative naturalistiche, culturali, artistiche che hanno fatto da cornice all'antica arte vitivinicola che vanta una tradizione millenaria. Sperava che chi entrava fingesse di non vederlo. Se poi la casa era chiusa, profondità sul piatto, quindi siamo venuti qua degli amici di Cyber proprio